Cari telespettatori, rieccoci insieme, ben ritornati con noi. L'argomento odierno non è dei più gioiosi, però è necessario parlarne perché, come sempre diciamo, parlandone, affrontando certe questioni, anche con i duri e crudi numeri, a volte si possono allertare le persone nel stare molto attente. Parliamo di incidenti mortali in luogo di lavoro, parliamo di incidenti in vari ambiti, da quello sportivo, ce ne sono stati moltissimi, purtroppo anche nell'ultimo periodo, hanno coinvolto anche bambini, persone estremamente giovani, e incidenti poi domestici, quindi nella quotidianità, e sono estremamente frequenti. Molti di questi vengono anche dichiarati, denunciati ufficialmente, per cui non ci sono dati testuali. Ne parliamo con i nostri esperti, in modo particolare ben ritornato il nostro massimo esperto al riguardo, e quindi il presidente dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro di Vega, ingegner Mauro Rossato. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Perché è importante, come dicevo, sottolineare alcuni aspetti. Soprattutto c'è un dato allarmante, quindi questo ci porta l'attenzione su questo. Veneto, 113 morti sul lavoro, un anno nero da gennaio a novembre 2018, peggio del 2017 quando le vittime erano 84. E insomma ci sono dei numeri che poi io ho anche altri dati, altre analisi, sono sempre comunque inquietanti, tutte le regioni. Cosa sta succedendo? Che cosa avete analizzato? Come possiamo fare un po' un bilancio? Sembrava che andasse meglio, poi invece siamo precipitati. Non è buona cosa. No, assolutamente. Oggi vediamo dei dati, no, che sono nettamente peggiorativi rispetto all'anno scorso. Nel Veneto in particolare parliamo anche di percentuali piuttosto elevate, anche nei luoghi di lavoro, nel senso non solo in itinere e luoghi di lavoro, ma anche solo se restringiamo il campo di analisi ai luoghi di lavoro, vediamo che c'è un aumento notevole che è pari al 15% circa, contro un complessivo 30%. Ci troviamo sempre a discutere più o meno le stesse cose da una ventina d'anni a questa parte. E sembra che non si faccia niente. Sembra che non si faccia niente, ed è vero che non si fa molto comunque. È vero che non si fa molto. Allora. È vero che non si fa molto. Ecco, questa cosa inquietante dell'aumento dell'incidentalità in generale, perché noi parliamo adesso poi di decessi, che sono la cosa più sconvolgente in assoluto, ma anche l'incidente, l'infortunio è molto pesante. Secondo voi, che vi occupate poi di sicurezza, sono dovuti a che cosa? Imprudenza delle persone, oppure sostanzialmente sono le aziende che non attuano tutti quegli accorgimenti, quelle accortezze che dovrebbero esserci in un luogo di lavoro, anche i più normali? Qual è un po' la componente preponderante, analizzando poi trasversalmente questi dati, quando si verificano gli orari, eccetera, i luoghi anche, settori? I luoghi, l'età? Sì, possiamo sicuramente affermare che il motivo principale è comportamentale, cioè è il comportamento della persona e delle persone in generale che porta a far sì che si rischi, e quindi quando si rischia prima o poi l'evento infortunistico ne deriva. Bisogna fare attenzione quando si parla di comportamenti a non focalizzare l'attenzione sulla colpa del lavoratore. Non c'entra nulla la colpa del lavoratore, spesso non c'entra nulla. Ma bravo, fa bene a dire questo. È più un problema di cultura, cioè di abitudini di tutte le persone che sono coinvolte o che dovrebbero essere coinvolte nella filiera della sicurezza. Quindi parliamo di datori di lavoro, parliamo di consulenti, di esperti di sicurezza, di responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, dei preposti, che sono i capi, che sono coloro che devono vigilare sull'operato dei lavoratori e anche sui lavoratori stessi. Cattive abitudini, una bassa attenzione alla sicurezza, e quindi si parla di cultura, perché cultura significa sostanzialmente abituarsi a operare in un certo modo. Ma il comportamento può essere modificato a seguito di questi corsi, che poi peraltro vengono fatti, obbligatoriamente dovrebbero essere fatti, dopo bisogna vedere come, perché anche recentemente sono venute fuori delle denunce dove i corsi... Sì, abbiamo visto anche esatto. nei mass media a parlarne. Esatto, cioè nella carta poi nella sostanza non vengono fatti. Può servire un corso, perché tanti dicono sono cose scontate, però poi nella pratica l'abitudine ti porta a un certo comportamento. Sicuramente coloro che dicono che un corso non serve a niente, evidentemente è un loro modo di recepire una realtà che a volte non è quella che dovrebbe essere. Sentiamo parlare, anche in questi giorni, come diceva lei, sentiamo parlare di attestatifici,
cioè di enti di formazione che rilasciano attestati a fronte di nessun corso poi mai tenuto, e questo sicuramente è una cosa sulla quale bisognerebbe essere un po' più attenti, diciamo, e quindi anche il mondo politico o comunque il mondo istituzionale dovrebbe agire forse in maniera un po' più efficace. E sicuramente l'imprenditore che va a ritirare un attestato senza aver fatto un corso non è da apprezzare. Però ci sono anche molti enti di formazione che operano seriamente. La formazione serve sicuramente se effettuata in una maniera diciamo completa e attenta alla realtà aziendale. Molto spesso i corsi sono generalisti senza entrare nel merito delle procedure aziendali. Quindi fare un corso di formazione senza conoscere le procedure aziendali che ci sono o che comunque, anche se non scritte, ci sono comunque e andrebbero trascritte, porta sicuramente dei risultati. La formazione fatta in questo modo sicuramente quindi è efficace. Formazione generica evidentemente, anche per esperienza abbiamo visto che non cambia nulla. Ecco, voi vi eravate fatti proprio propulsori di nuovi tipi di formazione, no? Sempre un po' perché siete nel settore, perché lo seguite da molto tempo, perché studiate anche per proporre delle soluzioni diverse. Quali sono le lacune del sistema e dove bisogna intervenire? Sì, alla luce anche della tanta giurisprudenza, perché poi bisogna tener conto anche di quello che accade, come esatto. Vabbè. Sì, noi abbiamo anche elaborato una metodologia che chiamiamo Profif proprio per effettuare una formazione efficace. Tutto deriva naturalmente sempre da studio, come diceva lei, anche della giurisprudenza, quindi di cosa è successo e del perché è successo. La giurisprudenza ci aiuta moltissimo, anche se anche lì, come tutti sappiamo, la giurisprudenza deriva da un settore che è un po' diciamo, in ritardo, no, perché le sentenze avvengono dopo 10-12 anni, anche nel caso degli infortuni sul lavoro, e quindi la giustizia, non essendo molto veloce, non aiuta a conoscere la realtà. Questo. Ecco, per esempio, un settore che è molto rischioso, ne abbiamo avuto anche diverse segnalazioni di chi ci hanno richiesto di parlarne, quello elettrico. Ci sono tanti incidenti dovuti anche a disattenzioni oppure non conoscenze, anche da parte di persone che non lavorano da tanti anni, per cui c'è anche un problema di questi turnover frequenti, di giovani che vengono portati a lavorare in certi ambiti dove invece bisognerebbe avere una grande attenzione, competenza e dimestichezza. Certo, d'altra parte non si può pretendere che un giovane impari e si abitui a operare in sicurezza solo con dei corsi di formazione. Ecco, qui è importante il ruolo del preposto, cioè di colui che dovrebbe avere un'esperienza e che ha un ruolo di vigilanza, che è affermato anche dalla giurisprudenza, non solo ma anche dalla legislazione. Di vigilanza, questo è molto importante. Di vigilanza, i capi sono i cosiddetti capi, possono essere capi reparto, capi linea, capi turno, cioè coloro che hanno dei poteri rispetto ai lavoratori, operai, impiegati e quant'altro. Quindi i capi, i preposti si chiamano, vengono definiti così, dovrebbero avere una formazione specifica che parte dal presupposto che devono vigilare sui lavoratori. Questo manca, lo notiamo, infatti. Manca ancora. La formazione il preposto ancora non ha un ruolo ben definito, questo è uno dei motivi per cui succedono certe cose, soprattutto nei confronti dei giovani che sono, come dice lei, più esposti. Infatti l'incidenza, la frequenza con cui accade un evento infortunistico mortale colpisce molto giovani e persone anziane normalmente. Quindi secondo lei il discorso di un'attenzione rivolta anche al prepensionamento, un pensionamento più congruo può essere utile in certi ambiti professionali ad evitare incidenti, o alla fine a una certa età una talmente tanta pratica di quello che fa che ci presta meno attenzione? Cioè ineluttabile col tempo, sì, oppure è un po' l'età, l'affaticamento, la disattenzione legata alla vecchiaia? Sì, o all'abitudine. Allora, non entro nel merito degli aspetti pensionistici perché in questo momento sono piuttosto delicati, ma sicuramente mentre il giovane pecca un po' di esperienza e quindi tende a sottovalutare il rischio,
Lo stesso, la stessa sottovalutazione colpisce anche la persona che ha esperienza, perché si abitua, è come andare in auto, no? Ti abitui finché non succede niente, abbassi sempre di più la soglia di attenzione fino a quando magari, speriamo di no, ma succede qualcosa. Quindi anche la fascia di età che va dai 50 dai 45 ai 55 60 anni è una fascia piuttosto colpita, perché già lì si è abituati a operare in un certo modo, si fa fatica a cambiare e si tende a sottovalutare il rischio e quindi si è più esposti a un evento infortunistico. Per quanto riguarda poi l'aspetto legato anche a dove si svolgono gli ambiti professionali, dove si svolgono più incidenti, tenendo conto che l'agricoltura, se non erro, resta sempre fuori dalla vostra valutazione perché non entra negli incidenti. Sì, non è che resta fuori dalla nostra, nel senso che è l'INAIL che non copre completamente questo settore, o meglio lo copre, ma molti operatori agricoli che operano in agricoltura sono pensionati e quindi non sono ormai fuori dalla copertura INAIL e continuano a operare e poi avvengono gli incidenti classici col trattore, ribaltamento, schiacciamento, eccetera, eccetera. Ecco, quindi l'agricoltura è il settore sicuramente più colpito, anche se non lo è per l'INAIL. Seguono poi le attività cantieristiche. Quindi restano i cantieri sempre? I cantieri restano nonostante ci siano stati dei miglioramenti, in parte forse dovuti anche alla contrazione del mercato edilizio. Quindi questo è un dato di fatto, però le aziende comunque c'è stata una ripresa al di là dell'attuale momento diciamo così, di crollo, di quasi recessione, eccetera, di produttività con un segno negativo, però la ripresa c'è stata a livello economico. Questo può essere anche sintomatico di una maggiore occupazione delle persone, quindi un ineluttabile aumento degli incidenti, oppure si potevano in qualche modo evitare procedendo diversamente, perché passano gli anni, noi ci conosciamo anche da tanto tempo, ma i dati abbiamo avuto un momento di cuneo negativo, quindi era da essere felici, però diciamo che il mercato del lavoro era bloccato, eravamo in piena crisi, c'è stata la ripresa e questi dati continuano ad aumentare. Sì, probabilmente quello che noi notiamo, perché i dati ci dicono una realtà, parte no? Infatti di dico, realtà. sono brutti e freddi, però sì, comunque ci basiamo su questi dati. Sicuramente, come le dicevo, negli ultimi 10 anni, anno più anno meno, c'è stato un incremento di qualche punto, un decremento di qualche... Sembra di parlare di PIL, no? Quando parliamo di questi PIL che continuano a dirci che va meglio, ma in realtà è sempre 0,7-1%, cioè cambia poco, niente. È una fase di stagnazione, anche da un punto di vista dei morti sul lavoro. C'è da chiedersi il perché, e a volte le risposte anche ci potrebbero essere, però sinceramente, soprattutto negli ultimi tempi, non vediamo un grande impegno della politica. Ecco, non c'è un grande impegno. Non c'è un grande impegno della politica. Ne avevate già parlato da questo punto di vista, auspicando, però non è successo niente. Veneto, maglia nera, seguita dalla Lombardia, per carità c'è un livello occupazionale diverso, c'è più mobilità, eccetera, con questo settore, e Verona, se non sbaglio, in testa. Come mai? Verona in testa non lo so, ogni anno cambia la realtà. Sicuramente... Cioè 28 infortuni mortali Verona. Sì, ha avuto un incremento incredibile. Diciamo che il Veneto e la Lombardia sono le regioni trainanti in Italia per quanto riguarda il lavoro, quindi in termini assoluti sono le più colpite. Il Veneto in particolare ha avuto questo incremento importante quest'anno. C'è da chiedersi forse se effettivamente i controlli vengono effettuati in maniera corretta e idonea alla mole di lavoro che c'è nelle nostre regioni o meno. Poco tempo fa abbiamo assistito anche a delle manifestazioni da parte di ispettori del lavoro, o meglio delle USL, cosiddetti SPISAL, che hanno denunciato un sottorganico, e di conseguenza significa che poi i controlli nelle aziende non ci sono. Non possiamo aspettarci un miglioramento
dei dati infortunistici se non operiamo a 360 gradi. Nei 360 gradi intendo anche i controlli, quindi i controlli... Di chi sono in competenza a questo punto i controlli, quindi gli Spisal anche lì c'è un po' di confusione, perché in Italia ci sono vari enti, ma comunque la maggior parte della competenza, diciamo, spetta alle USL, che sappiamo poi nel nostro territorio si sono anche riunite, tramite appunto i cosiddetti i servizi di prevenzione sul lavoro, gli Spisal, però hanno anche anche gli ispettori del lavoro, ex ispettorato del lavoro, le direzioni provinciali del lavoro hanno, soprattutto sui cantieri edili, hanno competenze di controllo. E poi ci sono anche altri enti che hanno competenze magari specifiche settoriali, tipo vigili del fuoco e quant'altro. Perfetto, torniamo su questo tema, perché oltre alle morti ci sono anche gli infortuni, numeri spaventosi anche qui, e poi ci sono anche altri ambiti. Tra poco, dopo la pubblicità. Dicevo, in Veneto preoccupano anche gli infortuni non mortali, perché sono passati da 68.963 a 70.837, 2.000 in più nel 2018. E quando si parla di infortuni non mortali, segnalati, quindi non è la caduta che non provoca nessun danno, sono delle lesioni anche permanenti, dei danni gravissimi che possono comportare una rivoluzione per la persona, della propria esistenza, della propria vita familiare e anche a volte lavorativa. Questi sono numeri allucinanti. Cioè, stiamo veramente parlando di qualcosa. E fuori onda dicevamo, il problema è che siamo il paese dei controlli, non si controlla. Si infrangono le norme ne abbiamo fin sopra i capelli, adesso non so, chiedo anche a lei se ce ne sono a sufficienza in questo settore, e forse bisognerebbe controllare molto di più, però un senso di responsabilità, come lo si fa a far scaturire? Perché quello che noi cerchiamo, si parlava lei giustamente diceva cultura della sicurezza. Non è possibile che se non c'è il controllo la cintura non me la metto, devo avere la consapevolezza che se in macchina vado senza cintura posso rischiare qualcosina in più. Non scatta qualcosa nell'italiano? No, nell'italiano scatta sempre la furbizia, questo l'abbiamo già capito. Che uno fa il furbo con se stesso. Fa il furbo con se stesso o con le persone che gli stanno vicine. Se vogliamo riuscire a ottenere dei risultati bisogna operare, come dicevo, a 360 gradi, non solo sui controlli, che comunque devono essere fatti e non come vengono fatti adesso, e poi intervenire su tutte quelle realtà che operano ai confini della legalità. Parlavamo prima di enti di informazione che rilasciano attestati. Ebbene, la giustizia dovrebbe essere molto più ferrea, più veloce e intervenire, perché ci sono denunce, l'abbiamo visto. Sanzionare anche. Sanzionare anche gli operatori, c'è tanta ignoranza tra gli operatori del settore. Bravissimo, è una cosa importante. Non è possibile quando un imprenditore ti fa una domanda, si sente rispondere in 10 modi diversi da 10 consulenti che si autodefiniscono esperti del settore. C'è ancora molta ignoranza, di conseguenza non possiamo pretendere che migliori la situazione. Secondo lei l'avvento dell'industria 4.0, con tutti i pro e i contro che ci possono essere, perché poi c'è chi ha lamentato un minor utilizzo della componente umana, o un venir meno della necessità di certe figure più manuali e professionali, altri hanno detto il pro è che si velocizzano certi processi e soprattutto certi settori un po' a rischio per la salute delle persone potrebbero essere in qualche modo evitati, dando alle macchine un ruolo, la programmazione, un ruolo più importante. Come la vede? Potrebbe veramente far fare un passo avanti? O siamo ancora ai primordi del settore? La tecnologia ovviamente è alla base dello sviluppo, anche se molto spesso viene vista come sottrazione di manodopera e quindi un abbassamento del livello occupazionale. Personalmente non la vedo in questo modo, però è chiaro che a fronte di strumentazioni nuove deve essere fatta una corretta formazione del personale e anche una formazione che poi venga verificata, perché la formazione ha senso se cambiamo i comportamenti, quindi bisogna anche verificare che la formazione effettuata effettivamente cambia i comportamenti. Quindi la tecnologia è senz'altro indispensabile per progredire, va monitorata la formazione del personale. E quindi torniamo su un discorso sempre culturale, di preparazione, culturale, di attenzione. Se ci sono tanti incidenti sul luogo di lavoro, anche in itinere, però
qua rientrano anche le discussioni, quindi quelli di spostamento. L'aumento c'è stato anche senza l'itinere, comunque l'aumento. L'aumento, quindi vabbè, quindi anche quello. Anche tra le pareti domestiche ci sono tanti incidenti. Beh, ecco, qui forse non sempre poniamo attenzione ai numeri, no? Nel senso che se nei luoghi di lavoro muoiono circa 1000 persone all'anno, negli infortuni domestici muoiono circa 8.000 persone all'anno, quindi sono numeri completamente differenti che spaventano moltissimo ed è un fenomeno che è posto poco anche all'attenzione, se vogliamo, delle persone normali, di tutti noi, diciamo. E quando si pensa poi che negli infortuni mortali derivanti dalla circolazione stradale sono circa 3.000-3.500 all'anno, si capisce che 8.000 è un numero più che doppio rispetto agli incidenti stradali, agli infortuni mortali. Cosa succede tra le pareti domestiche? Tra le pareti domestiche c'è un grosso problema che deriva dall'età delle persone. Gli anziani contribuiscono per i 3/4 a questo grande numero che abbiamo detto prima, quindi a questi 8.000 infortuni mortali. Quindi gli anziani possiamo capire anche un po' quali sono le cause. Spesso e volentieri sono cause banali, sempre dovute a comportamenti scorretti. D'altra parte, chi di noi non ha la mamma che usa tappeti scivolosi? Questo è uno dei problemi maggiori. Il tappeto determina cadute, determina traumi, determina spesso danni anche al femore, lesioni anche gravi e a volte anche mortali. Che per sbattere la testa... Quindi le cadute, scivolamenti sono la causa più frequente. Le azioni da mettere in campo, le misure di prevenzione, le chiamiamo noi, sono le più banali, però spesso rifiutate dagli stessi soggetti, come dicevo prima, anziani, che hanno una certa età. Convinti di poter sempre far tutto. Convinti, sì, e poi siccome hanno fatto così per una vita non vedono perché devono cambiare. Invece bisogna assolutamente cambiare. Guardi, il tappeto è una delle cause più frequenti. Ecco, siccome lei ha una posizione di autorevolezza, molti ci ascoltano, abbiamo anche un target di una certa età e ci chiedono consigli e suggerimenti. Proprio da ragionevolezza, che consigli si sente di dare tra le pareti domestiche? Adesso i tappeti potrebbe essere una, ma in base a quegli elementi che avete in mano che cosa si sente di dire? I tappeti esistono gli antiscivolo, quindi è banale, li puoi comprare ovunque, quindi i tappeti vanno dotati di antiscivolo. Poi ci sono le scale, ovviamente, bisogna evitare anche durante i lavori domestici i pavimenti bagnati, le scale bagnate, ancora peggio. Possibilmente ci sono dei dispositivi antiscivolo per le scale poi dovrebbero avere, se vogliamo, avere un aiuto, i corrimano, quindi sono diciamo che sono queste piccole misure di prevenzione da adottare. Avere l'abitudine di prendere il corrimano, prenderlo in mano, sto benedetto corrimano. Sicuramente. Poi un altro problema è a raggiungere oggetti che stanno in alto, no? Spesso quindi si usa la sedia, si usa lo sgabello e lì ci sono le cadute più frequenti che sono più pericolose e più pericolose anche. Ci vogliono delle scale che consentano anche di appoggiare le mani, quindi che abbiano un supporto per le mani. O farsi aiutare da qualcun altro, insomma. O farsi aiutare da qualcun altro, sicuramente. L'età coinvolta sono quindi molto anziani, gli anziani in generale, quindi Sì, sono anziani, il 75% degli infortuni avviene ad anziani e poi bambini, perché non dobbiamo dimenticare la presenza del bambino in casa anche fino a una certa età, che poi l'età più pericolosa è assidua, e di conseguenza lì ci sono anche problemi derivanti dall'utilizzo delle sostanze chimiche e detersivi, per esempio, no? Quindi l'accesso ai detersivi o a sostanze chimiche che utilizziamo per le pulizie, bambini, quindi problemi di avvelenamento. Quindi anche quella è un'altra componente da tenere È un'altra componente da tenere, oltre le cadute dei bambini, piccoli, più piccoli, e quindi bisogna segregare le scale, gli accessi alle scale o ai luoghi dove è possibile una caduta. Quali sono le disattenzioni più frequenti che noi abbiamo tra le pareti domestiche? Oltre a quelle che abbiamo detto, ci sono sicuramente problemi legati a gas, a fughe di gas, spesso dovute ai fornelli. Quindi resta anche il gas un elemento di tipologie di
di fornelli che non garantiscono lo spegnimento della fiamma una volta che c'è una caduta d'acqua, diciamo, dalla pentola, una classica situazione che si verifica, oppure fughe di gas dovute a impianti che non sono manutenzionati in maniera corretta. Quindi anche corretta. le stufette, l'utilizzo di Poi ci sono le stufette elettriche che in linea di massima non dovrebbero essere un pericolo, si consiglia di utilizzare stufette recenti, non dico nuove, ma comunque che non abbiano un eccessivo numero di anni, possibilmente che abbiano dei marchi di qualità, ecco, non comprare le meno costose perché normalmente un po' la qualità si lega anche al prezzo. Ecco, la revisione di certe apparecchiature domestiche è importante, perché anche qui quando parliamo di sicurezza, quando compriamo, come dicevo appunto, l'acquisto, qualsiasi cosa, c'è un marchio che ci garantisce che ci dà una certa sicurezza o meno, però poi le apparecchiature non vengono utilizzate, passa il tempo e anche le dotazioni di sicurezza, veniamo a sapere che persino l'airbag, se non viene verificato periodicamente, potrebbe non aprirsi proprio in macchina. Sì, sicuramente, per esempio a Natale, è un classico l'albero di Natale, ci sono le luminarie, ma le luminarie bisogna comprare quelle adatte, spesso si usano le luminarie da interni per esterni, che non funziona naturalmente, non garantisce una sicurezza. E sono successi anche degli incidenti. E sono successi anche recentemente degli incidenti, degli incendi e dei morti, insomma, rientrano in questi morti, in questi 8.000 morti circa che dicevamo. Attenzione all'impianto elettrico, anche questo è importante perché lo chiamano insomma il salvavita, che non è altro che un differenziale che serve a proteggere le persone nel caso si verifichi una dispersione di corrente, non ha una vita infinita. Quindi conviene farlo controllare usando anche quel pulsantino di test ogni 2-3 mesi, lo possiamo fare anche noi, facendo scattare ovviamente l'impianto elettrico, ossia sezionando l'impianto elettrico, quindi togliamo corrente. Quindi verificarlo. C'è una T sul differenziale, sul cosiddetto salvavita, quello andrebbe premuto ogni mese, 2 mesi, 3 mesi. Addirittura? Sì. Serve a provare il differenziale, non è una garanzia assoluta, poi ogni 2-3 anni converrebbe far verificare l'impianto elettrico, perlomeno almeno questo apparecchio. E comunque avere impianti elettrici a norma, questa è un'altra cosa. Sicuramente, la vita è una sola e conviene. Collegandoci agli anziani a certe abitazioni che hanno una loro vetustà, non sempre questo avviene. Allora, detto questo, andiamo nuovamente in pubblicità, poi ci sono i luoghi di pratica dello sport, estremamente salutari, positivi, però lì forse l'attenzione deve essere anche maggiore, anche se anzi, proprio perché ci si diverte. E quindi responsabilità dei genitori e degli adulti insegnare ai più giovani e attenzione ai più piccoli che possono rischiare anche molto. Pubblicità, poi torniamo insieme. Cioè, voglio dire, i nostri clienti. Eccoci qua. Allora, un altro aspetto, diciamo, i luoghi dello sport e non soltanto, insomma, fuori dagli ambiti strettamente lavorativi. E poi c'è quello del discorso dei problemi degli arresti cardiaci che ci apre un altro versante, purtroppo estremamente dolente, più volte ne abbiamo parlato anche con esperti cardiologi, ma adesso lo vediamo insieme. Montagna, ci sono stati tanti incidenti, non si capisce se c'è stato un incremento, un momento di particolare congiuntura sfortunata, condizioni della neve non propriamente le migliori, proprio perché magari non è nevicato, insomma, che cos'è? Disattenzione, superficialità? Allora, la sfortuna non c'entra, questo lo possiamo dire, da tecnici quantomeno. Sicuramente è stato un anno particolare per un discorso di neve. Quando c'è poca neve le piste comunque sono meno sicure perché è più difficile fissare le reti di protezione, perché la superficie naturalmente innevata è minore, perché rimangono scoperti certi ostacoli che possono essere anche dei sassi. Quindi in situazioni di innevamento precario la sicurezza ne risente. Questo potrebbe essere uno dei motivi che ha determinato anche questo incremento di, più che altro sono stati degli infortuni che hanno avuto una certa risonanza mediatica, non sempre ciò avviene perché i numeri dello sci in particolare non sono stratosferici, si parla di circa 30 morti all'anno. Però sono sempre 30 morti all'anno. Ma sono 30 famiglie distrutte e bisognerebbe pensare che anche questi numeri incidono molto poi su un fattore sociale.
Purtroppo quando i numeri non sono grandi, non sono eclatanti, le persone ne parlano meno. Poi c'è questa tendenza maniacale a vedere lo sci come uno sport che libera le persone da ogni vincolo e quindi si tende a concepirlo come quasi corretto uno sport, farlo in maniera rischiosa. Cioè io ho notato che le persone che sciano accettano quasi un grado di rischio che invece non è accettabile. Faccio un esempio banale: il casco è obbligatorio fino a 14 anni, non vedo perché non renderlo obbligatorio sempre. Come è obbligatorio nelle moto, dovrebbe essere obbligatorio anche nello sci, tant'è che traumi cranici di persone che non portano il casco ce ne sono un'infinità. Ah, ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti, e gli ortopedici o comunque coloro che intervengono denunciano sempre queste situazioni, però anche qui la legislazione è un po' carente. D'altra parte, da una parte c'è chi vuole garantire la sicurezza e anche come costo sociale oltretutto, e c'è chi invece vuole pensare alla libertà di rischiare, e quindi ci sono delle fazioni contrapposte che fanno sì che poi si raggiunge sempre un compromesso. Il compromesso attuale è 14 anni. Ecco, poi c'è però il discorso che quando capita un incidente c'è la responsabilità anche del gestore degli impianti, chi mantiene la pista, e quindi ci sono altri coinvolgimenti. Secondo voi c'è una responsabilità, cioè si sarebbe sempre potuto fare di più, sono sufficienti le cautele che vengono adottate, o è proprio l'imprudenza che impera tra gli sciatori? Allora, i comportamenti sicuramente determinano molti incidenti, no? Quindi molti infortuni. Personalmente continuo a vedere una mancanza di dispositivi di protezione lungo le piste da sci. Quindi non sono sufficienti? Non sono sufficienti, non sono assolutamente sufficienti ancora. Le leggi ci sono, non sono bene conosciute in questo settore, e anche da parte degli enti di controllo. Quindi esistono le leggi, quindi questo non occorre intervenire dal punto di vista legislativo, no. Però manca la conoscenza e l'applicazione poi a livello pratico, pur sapendo che se un gestore di una pista da sci, di un impianto di risalita, ha una responsabilità di non poco conto, perché poi succede l'incidente, sono veramente guai seri. Anche i datori di lavoro hanno delle responsabilità, non sempre però. Sì, ma lì negli altri impegni forse questo sfugge, ma quando si parla di. Ma anche forse anche queste persone hanno altri impegni, guardi, non lo so, ma di sicuro c'è una sottostima, una sottovalutazione del rischio, e soprattutto siamo abituati quasi ad accettare un grado di rischio, no? Questo lo facciamo anche quando corriamo in auto, quindi. Dare la colpa sempre agli altri è un po' difficile, bisognerebbe che ognuno di noi pensasse a mettere in pratica personalmente ogni tipo di misura precauzionale di prevenzione. All'estero è diverso? Ma all'estero da un punto di vista sciistico? Sì, dopo entriamo anche in quello lavorativo, perché comunque visto che ci rapportiamo sempre all'Europa, ad altre realtà, per tutto, facciamolo anche diciamo che, guardi, il numero degli infortuni mortali, abbiamo detto, negli ambienti domestici è il numero più importante, sul quale si potrebbe anche intervenire con abitudini diverse. E lì siamo in Europa, l'Europa Unita, se non vado errato, l'ultimo paese, cioè il peggiore. Forse legato anche, come dicevo, all'invecchiamento, quindi all'età, però sicuramente non abbiamo una situazione rosea. Peraltro facciamo fatica a confrontare i dati con degli infortuni mortali sul lavoro, per esempio, con l'estero, perché da noi c'è l'INAIL, altrove ci sono altri enti, altri modi di valutare gli infortuni, perché purtroppo anche da noi un infortunio mortale sul lavoro è riconosciuto tale se è riconosciuto da un istituto assicurativo che da noi è l'INAIL. Ah, ho capito. Quindi magari potrebbe trattarsi, sì, di situazioni anche lavorative, però vabbè, esula. Un libero professionista che muore esatto, non è considerato infortunio sul lavoro. Ah, ma una partita IVA non è considerata. Vabbè, ma allora il numero. Cioè, se non è assicurato INAIL, no. Quindi, per esempio, un ingegnere, un libero professionista, ma anche un giornalista che non paga l'INAIL,
perché ha un altro ente assicurativo, non rientra tra quegli infortuni che noi vediamo. Quindi a questo punto i numeri sono molto superiori? Sono superiori sicuramente. È una delle PEC in Italia. Ecco. Non tutti lo sanno. Infatti tira fuori una cosa interessante. Siamo in chiusura, ma un accenno va fatto al discorso del defibrillatore. Sì, i numeri sono anche lì molto importanti e di conseguenza di fronte a numeri importanti si può fare molto. In Italia abbiamo circa, questo lo riportano naturalmente le varie associazioni che riuniscono i cardiologi, ma abbiamo circa 60.000 morti all'anno, di cui, secondo alcune statistiche elaborate appunto da specialisti che si occupano di cardiologia, il 25% potrebbe essere eliminato o ridotto con l'utilizzo del defibrillatore. Il defibrillatore sappiamo che è un dispositivo che si può utilizzare in caso di arresto cardiaco in molte situazioni. Per utilizzarlo è necessario avere una formazione di tipo anche molto semplice, veloce, che va ripetuta poi ogni 2 anni per consentire di rimanere pronti in caso di intervento. Purtroppo in Italia l'obbligo c'è solo per le attività sportive. Come al solito, quando c'è un evento, nel caso è stato un calciatore, no? Che purtroppo ha avuto un problema cardiaco, e quindi a seguito di quelli è stata emanata una legge che ha obbligato tutti gli impianti sportivi a essere dotati di defibrillatore. Lo stesso non avviene negli altri luoghi, che potrebbero essere per esempio le scuole, che potrebbero essere le aziende. Ecco, nelle aziende nello specifico l'obbligo esiste per molti tipi di attività, per esempio per chi opera a contatto con la corrente elettrica, quindi parliamo di imprese di installazione elettrica, certo, o chi opera in altezza perché una caduta può provocare un arresto cardiaco, o chi opera al freddo per esempio. Ecco, quindi l'obbligo in realtà c'è per queste attività, pochi lo sanno. Devo dire che anche da un punto di vista di medicina, quindi di medici del lavoro, si potrebbe fare qualcosa in più per diffondere maggiormente l'uso del defibrillatore e quindi ridurre quel numero che è una cosa, quando io l'ho saputo qualche anno fa, 60.000 morti all'anno, 60.000 morti all'anno, è spaventoso. È impressionante, assolutamente. Quindi anche questo è un altro aspetto molto molto importante. Presidente, io la ringrazio di averci aggiornato su questa situazione non rosea, però almeno cercando di dare informazioni per far cultura sulla sicurezza, quindi la grande attenzione che deve essere riposta sempre in tutti gli ambiti dove noi operiamo, con a volte molta tranquillità. Grazie ancora, buon lavoro, ci aggiorneremo con i prossimi dati, grazie a voi di averci seguito, arrivederci, a domani.